Buonasera a tutti e benvenuti. Questa sera vivremo insieme un viaggio speciale tra danze, musica e tradizioni popolari. Sarà una serata di festa, di incontri e di cultura che ci porterà dall'Armenia fino al cuore del nostro Friuli. Ad aprire questo spettacolo abbiamo l'onore di ospitare un gruppo che porta con sé tutta la ricchezza e la vitalità della sua terra, l'Armenner Dance Ensemble. Il gruppo nasce nel 2000 con l'obiettivo di custodire e far conoscere la danza tradizionale armena. Nel tempo ha partecipato a moltissimi festival in giro per il mondo, dalla Russia al Canada, dall'Egitto alla Grecia, dall'Italia alla Bulgaria, conquistando premi prestigiosi e il cuore del pubblico ovunque sia passato. I loro spettacoli sono un concentrato di energia, colori e passione, danze autentiche, costumi ricchi e variopinti, musiche che raccontano la storia e l'anima dell'Armenia. Questa sera proprio abbiamo la fortuna di poter vivere insieme questo straordinario viaggio nella cultura armena. Quindi, signore e signori, un grande applauso per l'Armenner Dance Ensemble.
Adesso invece tocca ai nostri due gruppi, il gruppo folclorico Michele GRION e il gruppo folcloristico Primavera, che faranno alcune danze da soli, alcune invece insieme. Quindi accogliamo anche loro con un fortissimo applauso e facciamo ovviamente un applauso al gruppo armeno.
Buonasera a tutti. Adesso per concludere il nostro spettacolo ci sarà una scenetta particolare, perché il nostro intento è proprio quello di mescolare le generazioni e far ballare i bambini del Primavera con quelli del Caprivese. Ecco a voi la stagra. E proprio per questo chiamiamo il sindaco Daniele Sergon, il presidente della Proloco Jacopo Nadali e la presidente del gruppo folclorico caprivese Michele GRION, Sabina Capello. È un piccolo saluto. Aspettiamo che lo invitiamo. Buonasera a tutti, Sabina è già qua perché è col vestito del gruppo folcloristico Michele GRION, il gruppo folcloristico caprivese, a cui chiedo di fare ancora un grande applauso. 96 anni, li portate bene, complimenti, andiamo verso il 100, questo solamente per dire due pensieri. Il primo,
esclusivamente di ringraziamento. Oggi qui in palestra abbiamo le 3 associazioni che sono le associazioni che hanno nel proprio statuto quello di portare avanti le tradizioni, la cultura friulana di questa terra. Sono il gruppo folcloristico Michele Grion, il gruppo folcloristico Primavera e anche la ripartita Pro Loco Capriva. Questo secondo noi è anche motivo di orgoglio, questa serata in cui le 3 associazioni hanno fatto sinergia e si sono aiutate per dare la possibilità che ci sia questa serata. Quindi grazie ai 3 presidenti, ai 3 direttivi che si incontrano, lavorano quotidianamente a titolo gratuito per la propria comunità, quella di Capriva Del Friuli. Quindi grazie innanzitutto a queste 3 associazioni. E grazie in particolare al gruppo folcloristico Michele Grion perché insomma da un po' di anni si è associata, ha fatto sinergia con l'organizzazione del Festival Mondiale del Folklore di Gorizia che ci dà la possibilità di ospitare qui a Capriva un gruppo nelle ultime giornate di agosto. E questa è la seconda e ultima riflessione, quella che sinceramente venendo qua riguardando sulla mappa, anche se insomma non serviva, ma insomma rivederlo mi ha fatto effetto, da dove provengono i ballerini dell'Armenia mi ha fatto venire la pelle d'oca e quindi vederli ballare con quell'energia, quella giovane età, la tecnica e la bravura del gruppo armeno, vi ringraziamo di essere stati qui a Capriva del Friuli. Grazie veramente al gruppo armeno, grazie a voi che avete voluto essere qui con voi. Aspettavo la ruota a 2 piani del gruppo folcloristico Michele Grion, ma ho capito che tecnicamente Mauro quest'anno, prossimo anno, bene. Grazie ancora, buone fine agosto a tutti. Volevo ringraziare, innanzitutto buonasera, volevo ringraziare comunque il gruppo folcloristico per questa, una della mia nuova esperienza, perché non avevo mai visto, comunque non ho mai assistito ad uno spettacolo così. Ringrazio anche la presenza del gruppo armeno, che veramente mi ha stupito, perché sì, la ruota ha fatto prendere un po' paura. Comunque grazie a voi che siete venuti. E ringrazio la Sabina e tutto il gruppo folcloristico per questa opportunità che la nuova Proloco ci ha dato di collaborare, sperando di poter avere magari future collaborazioni con voi e con tutto il resto delle associazioni e con la giunta comunale. Quindi grazie a tutti e buona serata. Noi non saremmo riusciti a essere qui questa sera se non grazie proprio all'aiuto che la Proloco ci ha dato, perché organizzare comunque anche in un piccolo paese una manifestazione così è abbastanza difficoltoso. Ringrazio Benito con il gruppo dei suoi danzerini che quest'anno o l'anno scorso hanno compiuto 40 anni. Quindi è una cosa molto importante e il messaggio che noi volevamo proprio dare questa sera e anche le altre sere che noi ci esibiamo, di lavorare assieme e di fare sinergia, proprio come si diceva poc'anzi, anche perché loro sono il nostro futuro. E raccogliendo proprio questo foulard, che credo sia tuo, Aurora, mi è venuto un po' un brivido, perché questi erano i nostri costumi che avevamo prima di tutto il nostro riammodernamento e studio proprio sul costume. Quindi sono contenta di aver trovato il tuo foulard. Grazie ancora a tutti voi. Adesso, anzi, cominciate a scendere e ad andare a cercare qualcuno fra il pubblico, soprattutto degli ospiti, ma anche qualche mamma, qualche nonna, perché facciamo i bambini del gruppo Primavera balleranno giù con il proprio compagno o la propria compagna
e invece i ballerini del gruppo dei grandi prenderanno un danzerino o una danzerina di questa sera e balleranno qui la vinca. Siete perplessi? No, non spaventate, paura. Quindi, allora, i ragazzi, mi raccomando.